Ha fatto un buco nell'acqua il tentativo di conciliazione tra la Regione e i medici di famiglia aderenti alla FIMG, principale sindacato in Veneto. La Regione non ne vuole sapere e ieri sera non si è nemmeno presentata al tavolo di discussione richiesto dal prefetto di Venezia. Il problema che affligge la categoria sta nella proposta di riforma regionale delle condotte mediche che punta alla medicina di gruppo integrata e all'ampliamento della ricezione territoriale, un orientamento impossibile secondo i medici, raggiunto a causa delle schede ospedaliere che hanno a loro volta ridotto i posti letto in ospedale di 1300 unità. I medici di base vogliono ribadire la loro disponibilità totale ad un servizio H24, ma con i mezzi, le strutture ed il personale necessari, tutti elementi che richiederebbero uno sforzo economico considerevole da parte della Regione. Soltanto di personale infermieristico e di personale di supporto amministrativo sono 171 milioni di euro, ma al momento gli stanziamenti economici concreti sono uguali a zero. Faccio presente che per esempio per la ASL 16, per la riabilitazione delle fratture da femore o comunque per i servizi riabilitativi a domicilio, ci sono 7 fisioterapisti per 400.000 abitanti. Nella ASL 15 abbiamo per le cure domiciliari 40 infermieri per 250.000 persone e chiaramente in questo momento sono largamente insufficienti nonostante gli sforzi di questi professionisti. Per cui mi pare abbastanza improbabile che di fronte ad una chiusura che avverrà in tempi brevissimi dei posti letto ci sia la possibilità di una risposta territoriale. Non si può dire ai cittadini che quello che non troveranno in ospedale si potrà trovare sul territorio, tuonano a gran voce i medici aderenti alla FIMG, professionisti ormai scoraggiati, scarni di motivazione, indotti dalla mancanza di trattative allo stato di agitazione. Quello che noi chiuderemo completamente sono le collaborazioni con le ASL e quello che ha consentito a questa regione, alle ASL di questa regione, di risparmiare risorse attraverso progetti di appropriatezza. A questo punto ognuno si assume le sue responsabilità e visto che non abbiamo avuto la possibilità di avere un ascolto da parte del Presidente, non vedo perché noi dovremmo continuare a perseguire una politica che non ci trova come interlocutori.